Allora, buonasera, abbiamo collegati? Sì? Che bello. Allora, buonasera amici, da maestra mia un caloroso saluto a tutti quanti, grazie per esservi collegati con noi. Oggi parliamo di sport, lo sapete che Giovanni ha la rubrica dedicata allo sport, quindi come si chiama? Sport, passione, educazione. Ecco, 3 parole che contengono tanti bei discorsi che poi faranno insieme. Allora, però io adesso mi tolgo subito, ma volevo dire un paio di cosette. Allora, innanzitutto ringraziamo i fratelli Trevisan perché qui ci troviamo ad Abitare 3, il negozio di arredamento che c'è in Corso del Popolo 95, esclusivista Frau, tra l'altro ho visto arrivata oggi una poltrona Frau spettacolare, bellissima. Niente, chi avrà l'occasione di passare, come vi ho detto l'altra volta, dai fratelli Trevisan avrà anche un trattamento di riguardo, quindi vi invito quantomeno a vedere le cose belle che poi per il Natale, se non ho capito male, anche stanno arrivando delle cose nuove, molto belle e colorate. Detto questo, volevo ricordarvi una cosa. Oggi non è l'ultimo incontro di Giovanni, come preannunciato, e ce ne sarà un altro perché la rubrica ha avuto successo, è piaciuta e avremo quindi pensato ad un nuovo incontro per il 10 di dicembre, sempre alle 18:30, con il presidente del Panathlon Mestre, Fabrizio Coniglio, che saluto. Ci siamo sentiti anche poco fa al telefono, quindi ciao Fabrizio. E ricordo poi un'altra cosa, così poi vi lascio chiacchierare. Allora, sempre qui da Abitare 3, fra qualche giorno, anzi per essere precisi la prossima settimana, ok, comincerà una rubrica molto bella condotta da Annalisa Bruni e si parlerà di libri e lei sarà qui il venerdì, per 3 venerdì consecutivi alle 17:30, 18, saremo più precisi comunque nel corso dei prossimi giorni, con incontro dell'autore. Quindi inviterà l'autore, si discuterà di libri e il giorno dopo invece, il sabato mattina, per 3 sabati consecutivi, ci sarà questa rubrica che abbiamo fatto anche l'anno scorso, che è Libri sotto l'albero. Quindi consigli, diciamo, per da fare, da regalare agli amici, ci saranno dei suggerimenti interessantissimi riguardo a libri anche di autori locali, quindi ma lasciamo che tutto sia una sorpresa. Poi ci saranno altre iniziative, verrà trattato presumibilmente il 15 di dicembre, che è un martedì, un qualcosa che riguarda la storia dell'abete, quindi visto che siamo in clima natalizio, ci dedichiamo un po' a scaldare gli animi con il Natale. Bene, detto questo io vi lascio alla vostra conversazione, vi auguro una buona chiacchierata, grazie. Grazie e un saluto caro a tutti. Allora, questa sera abbiamo un ospite importante perché è l'avvocato Marta De Manincor, già presidente dello Sci Club Mestre, adesso è vicepresidente, ma da sempre mi permetto, credo che tu ti sia sempre occupata di sci, sì. Ti è sempre piaciuto, è una tua passione immagino, sì. E quindi diciamo che lo Sci Club è presente in città da 50 anni, perché ho visto che è stato fondato nel 69 e quindi l'anno scorso sono stati festeggiati 50 anni, che è un traguardo importantissimo, che un po' rappresenta la crescita dello sport nella nostra città, che si è accompagnato poi anche con l'esplosione un po' dello sviluppo di Mestre. E quindi innanzitutto, visto che lo Sci Club è conosciuto comunque, anche per quanto poco magari chi si approccia allo sci, chi o anche le escursioni in montagna, ma vorremmo capire da te di che cosa si occupa e che offerte, che tipo di attività promuove lo Sci Club, anche nella tua veste poi, attenzione che mi sono dimenticato, di presidente provinciale della FISI, cioè sì, della Federazione Italiana Sport Invernali, che anche questo è molto importante perché c'è la tua presenza non solo in città perché vivi a Mestre, ma anche
quale rappresentante della città metropolitana di Venezia, insomma. Allora, intanto ti ringrazio per questa opportunità, perché insomma parlare di sport e soprattutto parlare di sci in una città come Mestre, che è una città comunque di pianura, sembra un po' un controsenso e non è mai facile, però come ti dicevi, lo Sci Club Mestre, da quale faccio parte da quando sono piccola, perché di fatto è stato fondato più di 50 anni fa da mio papà e quindi ho sempre partecipato, sono cresciuta in questa società che l'anno scorso ha festeggiato i 50 anni di affiliazione alla FISI. Lo Sci Club Mestre quindi si propone alla cittadinanza come una grande famiglia appassionata di sci, in cui c'è un'aggregazione e in cui si propone il fatto di stare assieme, il fatto di scoprire la montagna, di amare la montagna e quindi allo sci a partire già dai piccoli, dai piccolini, perché come tutti gli sport, ma lo sci forse in particolar modo, che è sicuramente uno sport individuale, ma poi di fatto ci si trova in squadra, perché crea un senso di appartenenza e crea anche un senso di regole che fin da piccoli si imparano, perché il fatto di svegliarsi presto, di andare a sciare comunque con qualsiasi temperatura, con il freddo, quindi ti abitua anche a una determinata, diciamo così, stile di vita e modo di vita. Lo Sci Club Mestre offre tutto in realtà, perché noi veramente siamo un gruppo di appassionati nel direttivo, a partire dal presidente che è attualmente Giampaolo Pecere, e seguiamo dall'inizio, noi la chiamiamo Academy proprio, nei confronti dei piccoli che si approcciano alla neve, quindi con quei corsi, chiamiamoli così. La mia che età allora, si può iniziare. iniziare? Allora, diciamo che i nostri corsi partono anche dai 4 anni, però è chiaro che poi dopo, insomma, sempre dipende dall'indole del bambino, perché se un bambino a 4 anni ha già, lo si vede subito, insomma, se non ha paura della neve ci sta volentieri, altrimenti comunque diciamo che 5 anni, dai 4-5 anni, insomma, l'età è l'età giusta per approcciarsi alla neve. Facciamo questi corsi, diciamo così, di avviamento allo sport e che ormai saranno più di 20 anni che facciamo questo corso di avviamento allo sport, che al Nevegal o come zona Zoldo, e di solito abbiamo sempre ogni anno per questi corsi dei piccoli, di 4 fino agli 8-9 anni, un centinaio di bambini che non sono pochi, che non sono pochi, perché sono tutti ovviamente bambini che vengono dalla pianura, che magari i genitori non tutti sciano, non sono amanti della montagna, ma affrontano questa esperienza anche per vivere proprio all'aria aperta e quindi per fargli conoscere la montagna così, con la merenda finale e quant'altro. E poi da quello l'Academy comprende anche l'attività di preparazione, corsi un po' più di avviamento all'agonismo, e poi abbiamo delle squadre dai bambini che vanno anche lì dai 6-7 anni fino alla mia età, nel senso che dai master, e dove fanno attività agonistica, quindi si allenano, fanno le gare, e abbiamo anche ottimi risultati, perché ti dico, anche l'anno scorso, che poi ovviamente non hanno potuto partecipare, della nostra squadra, parlo di Baby Cuccioli ragazzi, si sono qualificati in 5 tra finali regionali dei vari circuiti e anche finali nazionali del trofeo Pinocchio. Quindi anche insomma, una forma di orgoglio, certo, soddisfazione, una forma di soddisfazione, perché credo che comunque organizzare tutto non è facile, anche perché ovviamente a maggior ragione in questo momento, che per carità non si può andare a sciare, esatto, ma noi speriamo che prima o poi si possa andare. Sicuramente non è facile, perché gestire tra le varietà, tra anche gli spostamenti, perché poi
Un conto è dire vado in palestra Esatto. faccio pallavolo o pesistica o un'altra cosa e quindi so che sono in città Certo. e prendo l'auto o mi porto i genitori. Un conto è organizzare i pullman, perché Certo. organizzavate, mi ricordo, i pullman, Certo. oppure i genitori portavano su al Nergal o a Pecolle. Sì. Ecco, questo ed era già un bel servizio, perché non è... No, non è facile, abbiamo anche di questi pulmini. Devo dire che abbiamo anche come dire, gli allenatori sono ragazzi, o insomma comunque, che è nata con lo sci club, che poi è diventata maestra di sci, allenatore federale, e quindi porta avanti anche una tradizione di questo tipo, quindi anche questo è una cosa insomma bella. Dopodiché sì, non è facile organizzare, ma insomma con un po' di buona volontà, forse all'inizio se si fanno delle cose nuove, poi sì, pian pianino infatti, si replicano. infatti, Credo che questo- sia... Però insomma il bacino è importante su Mestre, no? Credo sì, che... certo, l'importante. Beh, come iscritti penso siamo allora diciamo a livello di sci club che non fa gite solo per fare le gite, ma che svolge diciamo così un'attività, siamo qua il più numeroso, insomma, c'è il più numeroso, quindi questo abbiamo Diciamo della provincia. sì, diciamo che ci può essere della provincia anche qualcuno anche un po' più grosso, ma si occupa generalmente di fare attività di gita, ecco, quindi Ludica, questo è il insomma, discorso, attività semplicemente ludica, mentre noi facciamo anche le gite, perché ovviamente poi i nostri associati organizziamo la gita, ma è proprio un discorso di una famiglia, perché ti ripeto, il nostro scopo, poi soprattutto con l'attività giovanile, è sempre quello di far creare e far crescere soprattutto i ragazzi con la passione per questo sport ovviamente, ma in un mondo sano, e quindi trasmettendogli alcuni valori anche di rispetto e anche di saper perdere, perché lo sci, proprio perché è individuale e proprio perché è il rischio di cadere o quant'altro, insomma è facile che si possa perdere, e quindi insomma sempre un miglioramento. E poi la montagna noi la viviamo anche d'estate, perché poi d'estate, a parte le uscite in ghiacciaio diciamo per chi fa le gare, ma insomma facciamo le passeggiate, il mountain bike, la preparazione al secco, insomma quindi viviamo la montagna. Infatti voi mandate una newsletter che arriva anche a me, in certo. cui appunto organizzate le gite invernali, che non sono solo lo sci, però mi sembrano, nel senso che magari qualche uscita certo. anche, se non ricordo male, con le ciaspe o comunque, sì. Ecco, ed estate appunto con la bicicletta o altro, e quindi lo sci club ha anche una funzione di cultura, sicuramente per i bambini e ragazzi, di sviluppo del rispetto, come avevi detto tu, nei confronti dell'avversario, ma anche di crescita, perché bisogna crescere con dei valori, e secondo me lo sport li dà tutti, con qualsiasi sport in generale. E poi d'estate appunto avete queste gite organizzate, c'è una newsletter che ogni 2 mesi mi sembra che arrivi, delle volte anche ogni mese, sì. Ecco, e quindi siete organizzati da questo punto di vista con gli associati. Poi tra l'altro non è da trascurare anche il fatto che magari per chi ama lo sci veramente, che magari non vuole fare la gara ma vuole solamente divertirsi sulle piste, c'è la possibilità di essere associati, di avere anche gli sconti. Sì, certo, ovviamente, perché se fai parte della società dello sci club hai tutta una serie di sconti sia a livello di ski pass in tutti i comprensori, quindi non solo i comprensori diciamo così più vicini a noi, ma anche la Madonna di Campiglio, perché noi facciamo le convenzioni Cortina, Madonna di Campiglio, Folgaria, Marileva, che insomma noi facciamo le convenzioni Val di anche Fassa, Val di Fassa, Falcade e anche Obereghi, noi facciamo le convenzioni con tutte le società, proprio perché ovviamente, come dici tu, a parte la gara o a parte il corso, poi insomma c'è la voglia anche di andare a sciare da qualche altra parte o di passare una bella giornata da qualche parte, quindi questo. E poi ovviamente hai gli sconti dei nostri supporter, dei nostri partner, dei nostri diciamo così negozi, chiamiamoli amici, e poi noi abbiamo anche, fra noi creiamo degli eventi di incontro che sono adesso quest'anno ovviamente è tutto rimandato, ma che insomma sono dalla classica cena di Natale alla fine stagione, alla
pizzate dei bambini e quant'altro, insomma sempre perché Sì, quindi lo Sci-Club è anche questo. coagulare le persone, i bambini, famiglie. Peraltro, visto che ho sentito prima del Panatro, perché ovviamente parlando di sport io sono anche dentro il Panatro e quindi mi fa piacere, noi siamo appunto una delle società che pubblicizza il Panatro, col Panatro insomma è partner anche della nostra società a livello così di supporto, quindi quando facciamo i corsi noi abbiamo le pettorine anche con l'Istituto Panatro, perché l'etica e i valori sono quelli, il fair play sono quelli, quindi insomma, mi fa piacere che poi quindi ti dico l'attività è varia, insomma poi abbiamo un sito che insomma è visitabile, insomma poi c'è anche la pagina Facebook che bisogna pubblicizzare, perché ormai il sito è c'è statico, anche la pagina però Facebook, la pagina Facebook è efficace. C'è Facebook e Instagram, quindi esatto. anche là bisogna... E quindi bisogna che piacciate tutti la pagina Facebook dello Sci-Club, perché è innanzitutto della nostra città. Anche chi non lo ama comunque può trovare delle attività sportive montane, e quindi che possono anche, per chi non scia, per fare la gita o per fare la ciaspolata, essere utile e anche trovare anche nuove amicizie o comunque nuove conoscenze, che non è mai assolutamente male. Per i bambini, per i giovani, io credo che provare lo sci sia molto bello, poi c'è chi è portato, c'è chi ha voglia e sono scelte personali. I bambini poi sono difficili a 4-5 anni, c'è chi ha molta dimestichezza, non ha problemi, e chi magari ha paura, poi ci sono delle fasi di età che poi cambiano notevolmente. Lo sci, secondo me, indipendentemente poi che uno appunto segua questo tipo diciamo di sport, comunque secondo me è una cosa che comunque un bambino comunque se può deve imparare, perché indipendentemente dal fatto che poi lo segua, nelle fasi di età si troverà più grande ad andare a sciare con gli amici e quant'altro, quindi questo è comunque un modo di aggregazione, come può essere il nuoto, come può essere il tennis, però ovviamente se poi vai in montagna con gli amici e sci, bene o male, ma insomma sci, ti diverti di più, anche perché vedi dei panorami che insomma non sciando. Concordo con te, poi è anche una forma di dare la possibilità ai bambini di iniziare, ma anche quando, come dicevi tu, quando sono più grandi perdono dei motivi di aggregazione perché non sanno sciare magari, e invece magari anche solo vedere, un bellissimo posto che io amo è andare su a Col Margherita, che c'è anche hanno ristrutturato, hanno fatto un ristorante lì a Col Margherita bellissimo, e avevano fatto anche un video quest'estate su lì a Col Margherita. Ci sono effettivamente dei panorami stupendi d'inverno e anche d'estate, quindi secondo me vale la pena. Tutti gli sport sono belli, sicuramente quello che anche in chiusura un po' del nostro discorso diciamo anche a eventuali interessati che costa solo 15 euro il potersi associare e avere anche l'assicurazione, perché queste sono cose molto importanti, sia l'assicurazione e sia la possibilità con 15 euro di essere soci aggregati, se non vado errato, e che in questo modo, oltre ad avere l'assicurazione, si ha la possibilità di avere scontistiche sia sullo ski pass giornaliero sia sullo ski pass stagionale. Ovviamente in questo momento sappiamo che non è possibile, ma noi speriamo vivamente che almeno a Natale ci diano quella settimana di possibilità di divertimento, di poter in qualche modo accantonare questi brutti pensieri del momento attuale, ma che ci dia la possibilità almeno di stare all'aria aperta. Sì, diciamo che è vero, difficile organizzare, sciare ognuno sia per sé sostanzialmente, o anche se in compagnia distanziato. Il problema sono le risalite, però è anche vero che se le società degli impianti hanno la possibilità e sono in grado di gestire, il popolo di chi scia e chi ama la montagna sa anche ben organizzarsi, insomma, sa anche gestirsi, insomma, questo, perché poi dopo anche lì non distingue. Comunque speriamo, insomma, che si possa andare a sciare. Se non sarà Natale speriamo a gennaio. Speriamo dopo. Casomai organizzeremo una sciata assieme per l'associazione. Per Mestre Mia, peraltro bisogna dire una cosa, ci sono delle bellissime tute dello Sci Club Est che sono originalissime.
che vedi un po' nelle piste, sono veramente originali e le riconosci subito. Sono di Mestre, quando le vedi sono di Mestre, perché sono fuori dalla normalità, ma sono veramente carine. Proprio questa straordinarietà le rende originali, molto molto belle. Ecco, ti dico, se posso, se qualcuno ha voglia di andare a vedere su YouTube il video della premiazione fatta l'anno scorso all'M9 del 50°, che è stata di novembre, che è stato un evento veramente bellissimo per la grande partecipazione, perché era pieno non solo l'auditorium ma anche la sala sopra e anche insomma di tutti quelli. Poi la cosa straordinaria è che sono intervenuti, a parte insomma i simpatizzanti, le autorità, quant'altro, tutti quelli che erano parte anche dello Sci Club, perché noi abbiamo fatto una mostra, adesso faremo un libro, e soprattutto anche i ragazzi che erano ragazzi, che adesso sono un po' più grandi, magari non ne fanno più, si sono comunque iscritti allo Sci Club, ma hanno dato tutti una mano all'organizzazione. Quindi questo, ti dico, è la grande aggregazione, la grande insomma. Quindi avete creato anche un ambiente, ambiente, nel senso che se le persone si danno da fare perché ci credono sia nello sport ma anche nel club e nell'associazione, è una bellissima cosa. E te lo dimostra anche il fatto che, non potendo andare in palestra, noi abbiamo fatto una preparazione atletica per i bambini fino a luglio al Parco San Giuliano, e adesso noi sabato mattina al Berna all'aperto ci troviamo bambini con 2 ovviamente allenatori diversi e adulti, proprio per fare preparazione all'esterno, e siamo comunque tra una ventina di bambini e una ventina di adulti, nonostante insomma il periodo, e quindi insomma che si trova qui. È una bella cosa questa. Questo sì, una bella cosa. Nonostante il freddo, ma si va, finché non piove, ma si va. Ma ci si abitua, no? Alle temperature invernali della montagna, e quindi va bene. Hai altro da aggiungere, nel senso, per invitare le persone a provare o Io posso dire solo che vi aspetto, ovviamente, perché vi aspetto, se volete anche venire in sede, che è aperta al martedì e giovedì in via Dante dalle 19 alle 21, anche solo per conoscere, per vedere la sede con gli sci di una volta, con gli sci attuali, con i vari trofei, le coppe vinte, per conoscere tutti noi gli allenatori maestri e insomma per vedere le attività. E se no appunto organizzeremo chissà quando si potrà sta sciata, così ci faremo conoscere. Bene, ottimo. Ecco, bene. Anzi, dobbiamo ancora di più far conoscere, nel senso che siete già conosciuti, avete una buona base, ma dobbiamo sempre promuovere tutte le attività della città, perché secondo me ci sono tantissime associazioni, attività. Infatti il fatto che poi ci troveremo anche con Fabrizio Coniglio il 10 di dicembre mi fa molto piacere, perché spero che sia anche una rubrica. Adesso abbiamo fatto 4 appuntamenti, prima abbiamo invitato Teraglio Triathlon, poi l'Atletica Coin, che anche queste sono attività e comunque associazioni storiche, il Volley Masters Center, che comunque è un'associazione che è stata rilanciata da poco con una grande volontà di Antonio Ferretto, lo Sci Club, ma io spero che il prossimo anno, dopo Natale, riusciremo a organizzare altri incontri per promuovere veramente tutte le attività, perché alla fine se un bambino, un ragazzo è adatto non allo sci o un'altra cosa, è importante che faccia qualcosa, è importante che trovi nello sport anche una forma di aggregazione, di educazione e di sviluppo. Secondo me non c'è nulla di male, anzi ne guadagnano tutti i movimenti sportivi e tutte le associazioni sportive. Con questo ringrazio Marta di essere stata presente qui per Mestre Mia, e magari ci rivediamo in un'altra occasione per parlare di altre cose e sempre di sport. Volentieri. Grazie.